Un benvenuto a tutti e un grazie agli amici maladensi che hanno affrontato questa trasferta veneziana per presentare qui a Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti, il loro Amalov, evento festival che si sviluppa lungo l'anno e che non porta il grande pubblico a visitare appunto la piccola grande patria di Gigi Meneghello, ma che con un gioco di parole possiamo dire ci invita a riflettere su quel Libera Nos Amalos, liberaci dal male, perché il festival che presentiamo oggi ha tutte le caratteristiche dell'antidoto e ad alcuni dei mali e malesseri che attraversano la nostra società. Amalo è innanzitutto un invito a stare insieme, un invito ad abbandonare per alcune ore la realtà virtuale e riscoprire la gioia di stare con gli altri e vivere momenti di svago intelligente e di altissima qualità. Lo dimostrano gli appuntamenti e i grandi artisti che si sono già esibiti o che ritroveranno in questa cittadina con una sequenza di proposte di altissima levatura. Amalo ci invita a spegnere la televisione, a spegnere il computer, il tablet, per vivere gioiosamente in presenza lo svago e il divertimento. Che l'invito giunga dalla città che ospita uno dei carnevali storici d'Italia è un segnale non secondario. Il carnevale che nell'Alto Vicentino e nel bacino maladense ha una lunga e complessa storia ed è una delle forme della festa e manifestazione di cultura popolare più reali, più vive. Nel carnevale si ride con la satira e con l'ironia, anche appunto sulla quotidianità, e anche il sindaco ogni tanto ne viene preso, diciamo così, a soggetto. In Amalo invece si riflette non senza garbo e altrettanta ironia. Pensiamo agli appuntamenti con Lella Costa e ai suoi dialoghi sull'ambiente con Massimo Carlotto, all'arte musicale di Maurizio Camardi o all'intelligente spirito comico di Cristiano Militello. Amalo è un po' lo specchio dei nostri tempi, talvolta non privi di amarezze e problemi. Lo specchio che riflette Amalo ci invita a riflettere. Lo ha fatto nei mesi scorsi, lo farà nei prossimi giorni, ad esempio con Irene Grandi, uno spettacolo già sold out, o con la compagnia di danza Cataclò, per limitarci agli appuntamenti di questo luglio. Io ho parlato anche fin troppo, devo dire che Amalo Festival è veramente diventata in soli 4 anni un appuntamento di riferimento che va ben oltre l'Alto Vicentino, che va ben oltre la provincia di Vicenza, proprio per la qualità del lavoro e degli eventi proposti. Qui un ringraziamento va sicuramente al sindaco Morano Marsetti, ma all'assessore Silvia Berlato, che ha preso a cuore questa manifestazione e veramente l'ha portata ad altissimi livelli. Quindi cedo la parola per primo al sindaco Morano Marsetti per illustrarci appunto l'impegno dell'amministrazione sul Malo Festival. Prego Moreno. Grazie Presidente e un saluto a tutti. È un piacere essere qui in questo palazzo a illustrare e promuovere quello che è un progetto partito con la nostra amministrazione, che è Amalo Festival, un progetto che ha visto anno per anno, edizione per edizione, un incremento sia di pubblico ma anche di qualità. Qualità che fa parlare in tutto l'Alto Vicentino, ma anche nella provincia, visto i numerosi spettacoli e anche gli stessi spettacoli che vengono proposti. Devo dar lustro a questo lavoro all'assessore alla cultura e a tutto il suo staff, perché veramente ho visto una crescita esponenziale in questi 4 anni e anche la nostra cittadinanza è veramente contenta di questo progetto. Abbiamo avuto anche un incremento di pubblico da fuori comune e questo attira ancora di più la voglia di fare e promuovere questo progetto partito 4 anni fa. Non mi dilungo, ringrazio ancora per questa opportunità e lascio la parola all'assessore che entrerà nel dettaglio. Assessore Berlato, prego, con appunto il corposo programma che vedrà Malo protagonista nelle prossime settimane di appuntamenti, ripeto, di altissima levatura. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Amalo Festival è nato come un programma, una rassegna che ha voluto dare un senso agli eventi nel territorio di Malo. Prima gli eventi erano un po' sparsi, senza un ordine temporale e
di materia. Con Amalio Festival abbiamo un cartellone che si svolge da inizio a fine anno, più precisamente da maggio e va fino a dicembre. Quest'anno sono 10 appuntamenti, di cui 7 in teatro esterno ed interno, e 3 appuntamenti nelle frazioni, per non dimenticare appunto che Malo è una cittadina ed è fatta anche delle importantissime nostre frazioni. Un po' di numeri: in questi 3 anni possiamo contare all'incirca 19.000 visitatori in Amalio Festival, perché abbiamo avuto anche delle edizioni con la street art, quindi con gli artisti di strada. 10.000 visitatori solo l'anno scorso, il 64% mediamente sono cittadini maliadensi e il 36% sono da fuori del comune di Malio, quindi è importante anche la valorizzazione e fare conoscere il nostro territorio. Penso che prima appunto dell'amministrazione Marsetti e di questi eventi la linea di conoscenza del nostro territorio non fosse esattamente così sviluppata come adesso. Coinvolgiamo le associazioni del territorio, quindi le Proloco piuttosto che le associazioni combattentistiche d'arma, nell'aiutarci allo svolgimento di questo festival. Ho uno staff che lavora alacremente e di grandissima competenza, e soprattutto valorizziamo anche i siti del nostro territorio, quindi Villa Clementi, l'auditorium, piuttosto che il teatro che abbiamo nel nostro territorio. Quest'anno gli appuntamenti sono veramente, oso dirlo, importanti. Appunto, come ha detto il sindaco prima, la crescita è stata esponenziale negli ultimi 3 anni. Quest'anno abbiamo investito credendo fortemente in questo festival ancora di più, e abbiamo avuto anche, visto nel passato la nostra capacità comunque di reperire risorse, e ringrazio sempre la Regione per esserci vicina e sostenerci, e significa che anche la Regione crede nel nostro progetto. Quest'anno siamo partiti con Cristiano Militello, che ha tenuto 2 ore e mezza di stand-up comedy, coinvolgendo ben 500 persone presenti, quindi 2 ore e mezza di comicità e spettacolo. I pianisti sospesi li faremo il 2 agosto, si tratta di 2 pianoforti che suoneranno a 4 metri sospesi, quindi a 4 metri dal piano terra, e sul colle di Santa Libera, che è il famoso colle dove c'è l'acquedotto, per citare il nostro Luigi Meneghello. Irene Grandi ce l'aspettiamo sabato, nel giro di 2 ore nemmeno, un sold out dall'apertura delle prenotazioni. Andiamo avanti con Buffa, un bravissimo narratore di eventi sportivi, e anche appunto lì si parlerà della potenza dei vari sportivi e dei campioni nello sport, e si chiuderà con un artista molto eclettico che è Morgan, e vedremo cosa ci aspetteremo da questo artista. Grazie Presidente. No, grazie a voi, e sicuramente, come hanno detto benissimo il sindaco e l'assessore, Malo è veramente al centro dell'attenzione culturale dell'estate appunto vicentina, ma anche ben oltre. E come Regione Veneto appunto siamo vicini a questa manifestazione proprio perché ha dimostrato negli anni di saper cogliere anche artisti di assoluta attualità con temi che riguardano anche la nostra vita contemporanea. Quindi veramente complimenti all'amministrazione del Comune di Malo, che ha rilanciato anche dal punto di vista culturale ad altissimi livelli la realtà appunto maladense. Complimenti ancora.